Ci sono intercettazioni telefoniche, non ci sono intercettazioni ambientali, non è stata rinvenuta l'arma del delitto, non è stato neanche rinvenuto, come dire, sequestrato il cacciavite che sarebbe stato utilizzato per come dire, scardinare la finestra per entrare dentro l'abitazione del basso. Lui si dichiara innocente, lui dice di non essere stato lui. Incensurato, residente da tempo con la famiglia a Jesolo dove lavora, il 35enne di origine albanese fermato per l'omicidio del tabaccaio 64enne Roberto Basso avvenuto lo scorso maggio sostiene dunque di essere innocente. L'ha detto al suo legale durante il colloquio avvenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove è stato portato in attesa della convalida del fermo. Tra le prove che lo incastrerebbero il DNA, su cui però l'avvocato evidenzia. L'unica cosa un po' così, un po' diciamo un po' suggestiva è questo DNA su un frammento di plastica che tra l'altro, cioè quindi un DNA di una persona che non è del mio cliente, ma di una persona vicina al mio cliente, un familiare. C'è poi un altro aspetto poco chiaro, continua il legale. Sono stati ricostruiti i movimenti della macchina del mio cliente la notte, come dire, la notte dell'omicidio, ma questa macchina qua, senza sapere chi vi era alla guida, ha transitato, diciamo, lungo la via dove abitava la persona, il basso Roberto. Sulla base di questi elementi De Falco costruirà la sua difesa. Domani ci sarà molto probabilmente l'udienza di convalida del fermo, quindi il GIP si dovrà pronunciare se trattenerlo in carcere o se scagionarlo. Se non lo scarcera dopo presenteremo, come dire, faremo l'istanza di riesame, faremo tutto quello che c'è da fare, insomma. Secondo noi l'impianto accusatorio per me è fragile, insomma, ecco. L'intenzione nostra è quella di difenderci, insomma, ecco. Basso fu ucciso con un colpo alla nuca lo scorso 6 maggio nella sua abitazione in via Antiche Mura, dove viveva solo. Da subito i carabinieri hanno seguito la pista dell'omicidio, senza tralasciare alcune ipotesi, setacciando varie zone anche di notte con l'aiuto dei droni. Dopo circa 10 mesi i carabinieri hanno deciso di fermare il 35enne.